Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro TG, ma partiamo dai titoli. Situazione difficilissima nella sanità calabrese, mai si era raggiunto un livello così preoccupante. Il presidente dei medici cosentini, Eugenio Corcione, lancia l'allarme: intervenite o sarà la fine. L'Università della Calabria prima in Italia per le start-up, fra le ultime invece per la didattica, che sarà potenziata, in arrivo 25 milioni. Un imprenditore edile di 29 anni di Tropea è stato arrestato con l'accusa di aver partecipato ad un omicidio avvenuto il 15 agosto del 2016 a San Calogero. Da oltre un anno percepiva la pensione della madre morta, la Guardia di Finanza lo scopre e lo denuncia. Il fatto è accaduto a Villa San Giovanni. Nuova ordinanza del sindaco di Civita che vieta l'ingresso dei turisti nelle gole del Raganello, il sito ancora sotto sequestro dopo la tragedia del 20 agosto scorso in cui persero la vita 10 persone. Scandale dice no alla discarica, il comune avvia un percorso giudiziario per ottenere la revoca dell'autorizzazione. Protocollo d'intesa fra il comune di Cosenza e la Croce Rossa per l'avvio di un progetto di screening oncologico nelle aree periferiche della città. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, partiamo parlando di sanità perché c'è una situazione davvero difficile nella sanità della nostra regione. Mai si era raggiunto un livello così preoccupante, lo dice il presidente dei medici cosentini Eugenio Corcione, che lancia l'allarme, dice intervenite o sarà davvero la fine. Dire che la sanità calabrese vive la sua fase più difficile sarebbe riduttivo. Mai, come in questo momento, neanche nelle fasi più buie, è stato raggiunto un livello così basso e preoccupante. Non funziona più nulla, neanche le cose più semplici da far funzionare. Manca chi deve decidere e chi deve mettere in pratica le cose. Fase difficilissima, sintetizzata così dal presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Cosenza, Eugenio Corcione. Non si riesce proprio a capire come mai vengono nominati solo 3 dei 7 potenziali interessati. Si dimette il vicecommissario e non vengono nell'immediatezza sostituiti, e dei 3 non è stato fatto ancora il decreto, cioè c'è un vuoto di potere folle. Gli ospedali boccheggiano, le strutture boccheggiano, le decisioni si fa fatica a prenderle e purtroppo è un momento in cui questa vacanza poi tutti possono immaginare come le più cattive pratiche possono emergere, perché non c'è un controllo, non c'è una autorevolezza nelle decisioni. Siamo in un momento di grandissime difficoltà. Sicuramente c'è da dire un grazie agli operatori che resistono, ma fino a quando non lo so dire. Tutti gli operatori, medici, infermieri e quant'altro, però abbiamo difficoltà, non c'è un punto del nostro servizio sanitario regionale che sia indenne da problemi, ma dalla più umile delle guardie mediche fino alle postazioni di 118, ai pronto soccorsi, andando su per le rive, dovunque noi abbiamo delle difficoltà. E non si capisce come mai è stato fatto un decreto d'urgenza che di fatto ha rallentato, per dire frenato, ogni tipo di iniziativa coordinata. C'è necessità che immediatamente venga individuata contemporaneamente una squadra di direttori generali che siano adeguati, sia nominato il coordinatore di questi, cioè il subcommissario, e che immediatamente si cominci ad operare, perché non c'è tempo da perdere. Ancora per la sanità, una protesta di alcuni infermieri e OS a Catanzaro che dopo la scadenza del contratto sono stati lasciati a casa. Il sit-in questa mattina alla cittadella regionale. Il loro contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, ma mentre in altre ASP del territorio calabrese infermieri e operatori sanitari precari hanno ricevuto una proroga dei contratti a tempo determinato, questi lavoratori in servizio alla Mezzia Terme non hanno ricevuto lo stesso trattamento, anzi sono stati lasciati a casa. Questa mattina allora hanno deciso di protestare nella sede della cittadella regionale per rivendicare un loro sacrosanto diritto. Il rinnovo del contratto, perché non è giusto che si faccia una disparità di trattamento, alcuni precari sì e altri no. Questa graduatoria è nata per il bacino d'utenza di tutta la Calabria, sono rimasti 200 da
da riconfermare in tutta la Calabria. L'ASP di Reggio Calabria l'ha confermata, l'ASP di Crotone l'ha confermata, l'ASP di Vibo l'ha confermato, il Pugliese l'ha confermati e il Materdomini l'ha confermato. Soltanto la nostra azienda non ha rinnovato questi contratti, che non sono 29, ma sono circa 53 persone dal mese di gennaio che sono stati mandati a casa. Un rimpallo di responsabilità che però rende davvero inspiegabile questa situazione che infermieri ed OSS sono costretti a vivere e che discrimina una parte del territorio calabrese. Se uno va a guardare i dati che ci stanno nella regione Calabria, che mancano 4.000 infermieri, anche facendosi i primi conticini familiari, in cui si dice che nella graduatoria di Catanzaro ce ne sono 100 a disposizione a tempo indeterminato, nella graduatoria di Cosenza ce ne sono altri 200, non si arriva ai 4.000, c'è posto per tutti, anche per stabilizzare questi precari. Siamo venuti per l'ennesima volta praticamente a sollecitare l'assunzione di tutti i tempi determinati all'interno dell'ASP, prima che avvenga il tavolo a Duce che secondo me potrebbe dare pure cattive sorprese. Il problema è che le dotazioni organiche all'interno dell'ASP di Catanzaro sono carenti e rischiamo con questo allontanamento dei tempi determinati di chiudere reparti e servizi. Cambiamo argomento, adesso parliamo delle classifiche nazionali e internazionali che premiano l'Università della Calabria, prima in Italia per le start-up, luci ma anche qualche ombra, quali la didattica che il rettore dice ai nostri microfoni sarà potenziata, sono in arrivo 25 milioni. La rivincita del campus di Arcavacata arriva da una rivista britannica molto autorevole, il Times Higher Education ha incoronato l'unica prima università in Italia per capacità di trasferire tecnologia alla società civile. Sintetizzando, potremmo dire che l'Ateneo detiene il primato nazionale delle start-up, ma finisce in coda, esattamente quart'ultima per la didattica. Luci ed ombre di una giovane università che si trova a competere con istituzioni antiche e blasonate, lanciando da sud nuove sfide. Più di luci che ombre, visto che c'è anche il Censis che ci mette al secondo posto, è decisamente la prima università del sud. Lo stesso Time Educational sulle nuove università ci mette al 90° posto a livello mondiale, che non è male. Prima di prestigiose università, quale Brescia, Udine. Le ombre sono sulla didattica, ma sulla didattica ci siamo mossi per tempo. Siamo coscienti che la didattica ha bisogno di un processo di rinnovamento e per questo abbiamo fatto un progetto molto articolato alla Regione che ci è stato finanziato con 25 milioni. C'è questo grosso progetto che consiste nel creare nuove aule finalizzate a una didattica innovativa, anche a distanza, quindi faremo anche didattica a distanza, e in più ci sono 7 milioni per l'aggiornamento di tutti i laboratori didattici e 4 milioni per l'aggiornamento dal punto di vista tecnologico di tutte le aule. Quindi ci siamo resi conto che il nostro punto più debole oggi è la didattica, ma abbiamo già preso i rimedi, grazie ai buoni rapporti che abbiamo con la Regione, i soldi sono arrivati, proprio stamattina ho firmato i decreti di acquisizione delle somme, quindi i soldi sono arrivati, dobbiamo solo noi partire con l'applicazione. Cambiamo ancora argomento, ci spostiamo a Scandale che dice no alla discarica. Il Comune ha avviato un percorso giudiziario per ottenere la revoca dell'autorizzazione. Nonostante il gran caldo, tanti cittadini hanno partecipato al Consiglio Comunale convocato per discutere della discarica autorizzata dalla Regione a Santa Maria di Scandale. Dal piccolo centro del Crotonese arriva un secco no all'impianto. Il Comune ha avviato un percorso giudiziario per ottenere la revoca dell'autorizzazione. Abbiamo presentato un ricorso al TAR il 26 di giugno che chiede prima di tutto la sospensiva dell'autorizzazione per poi entrare nel merito. Credo che abbiamo fatto un ricorso abbastanza
abbastanza buono, fondato e che sarà un ricorso che sicuramente avrà successo. Al Consiglio Comunale hanno partecipato anche i sindaci di San Mauro Marchesato, Roccadineto, Cotronei e Melissa, che hanno dato il loro supporto alla battaglia intrapresa dal Comune di Scandale contro la discarica. È pronto un ricorso al Consiglio di Stato, è pronto un ricorso al Presidente della Repubblica, è pronta un'azione di responsabilità penale nei confronti di chi ha dato il parere favorevole a una discarica senza documentarsi né del sito né delle servitù che ci sono su quel sito. Denunceremo, se necessario, tutti quelli che hanno dato parere e che hanno firmato quell'autorizzazione. La battaglia è solo all'inizio. Adesso la cronaca con un imprenditore edile di 29 anni di Tropea che è stato arrestato con l'accusa di aver partecipato ad un omicidio avvenuto il 15 agosto del 2016 a San Calogero nel Vibonese. Ancora un'operazione per fare luce su un caso che risale a qualche tempo fa. L'arresto odierno infatti di Salvatore Barone, imprenditore di 29 anni seguito dai carabinieri della compagnia di Tropea, chiude il cerchio sull'omicidio di Domenico Antonio Valenti di 74 anni, compiuto nel Ferragosto del 2016 a San Calogero e per il quale già è stato condannato in appello a 12 anni un altro imprenditore, Cosma Damiano Sibio di 52 anni, che dopo il delitto si consegnò ai carabinieri riconoscendo le proprie responsabilità. Valenti venne ucciso a colpi di pistola mentre era a bordo della sua auto, ma sebbene fosse stato acclarato anche il motivo dell'omicidio, in base al quale Sibio avrebbe agito in seguito a rancori per vecchie diatribe di confino di alcuni terreni, per gli investigatori le indagini non erano mai state considerate concluse. Così il nuovo arresto di Salvatore Barone, accusato di aver partecipato a quell'omicidio. Secondo i carabinieri, infatti, Barone era alla guida dell'auto che intercettò la vittima e dalla quale furono esplosi in diversi momenti numerosi colpi d'arma da fuoco che avevano provocato le ferite mortali a Valenti. Il punto è che nell'ammettere l'omicidio Sibio aveva tentato di scagionare il giovane che di lì a poco sarebbe diventato suo genero, ma le attività investigative hanno permesso di delineare con precisione la sua condotta, giungendo all'arresto odierno. Da sottolineare inoltre che con lo stesso provvedimento vengono censurate anche le condotte di Natalina Lorella Sibio e Antonella Restuccia. Le donne, rispettivamente coniuge e suocera di Barone, sono state deferite a piede libero per le false dichiarazioni rese al pubblico ministero e per il favoreggiamento personale prestato nei confronti del congiunto. Ancora cronaca, da oltre un anno percepiva la pensione della madre morta, la Guardia di Finanza lo scopre e lo denuncia. Il fatto è accaduto a Villa San Giovanni. La madre era morta 2 anni fa, ma il figlio continuava a percepire la pensione che veniva accreditata ogni mese su un conto cointestato. Nei guai è finito un uomo residente a Villa San Giovanni che dall'ottobre del 2017 ad oggi avrebbe incassato indebitamente oltre 20.000 euro. A scoprire la truffa ai danni dell'INPS sono stati i finanzieri di Reggio Calabria, che hanno eseguito un sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso dal GIP del Tribunale di Reggio. Le indagini sono state coordinate dalla Procura Regina guidata da Giovanni Bombardieri e così gli inquirenti, attraverso controlli incrociati, hanno accertato come l'uomo avesse continuato a riscuotere la pensione della madre defunta. Adesso è stato segnalata all'autorità giudiziaria Regina per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Le Fiamme Gialle contestualmente hanno individuato e posto sotto sequestro disponibilità liquide direttamente riconducibili all'indagato. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. È uscito per svuotare la pattumiera, ma è stato sorpreso dai carabinieri di Corigliano Calabro fuori dall'abitazione. Un uomo di 60 anni, sottoposto alla misura dallo scorso mese di maggio degli arresti domiciliari, è stato beccato in flagranza dai militari che hanno invano suonato al suo citofono. L'uomo è stato visto mentre rientrava tranquillamente dopo aver buttato la spazzatura accumulata in casa perché c'era un odore nauseabondo. Il magistrato di turno della procura di Castrovillari ha disposto nuovamente gli arresti domiciliari. È stato abbattuto a stilo il balcone realizzato abusivamente sull'ingresso dell'abitazione da tempo indicata come la casa dove nel 1568 nacque il filosofo Tommaso Campanella. L'abbattimento è stato disposto dalla commissione straordinaria che guida il comune dopo lo scioglimento per presunte infiltrazioni mafiose.
La Procura della Repubblica di Catanzaro ha notificato la chiusura di indagini per trasgressione delle norme in materia ambientale previste al decreto legislativo 152 del 2006 ad Angelo Naspro di 42 anni, direttore tecnico della Soteco Spa, Domenico Anguruso di 33, direttore tecnico operativo per l'impianto di depurazione di località Verghello del comune di Catanzaro per conto della stessa società, e Franco Greco di 64 anni, responsabile unico del procedimento in relazione al servizio di manutenzione dell'impianto. A 17 giorni dalla fuga del boss dell''ndrangheta Morabito dal carcere centrale di Montevideo, le autorità uruguaiane hanno ammesso che di fatto le indagini finora svolte non hanno dato risultati. Morabito, che era in attesa di estradizione in Italia, è fuggito dalla sua cella intorno a mezzanotte del 23 giugno insieme ad altri 3 reclusi catturati dalla polizia nei giorni successivi. Di Morabito invece si sono perse completamente le tracce e non si esclude che possa essersi trasferito nel vicino Brasile. Adesso ci spostiamo a Civita, nel Parco Nazionale del Pollino, il centro famoso per le cosiddette gole del Raganello, sito in cui però lo scorso anno si è verificata una tragedia costata la vita a 10 persone. Il sindaco del piccolo borgo ai nostri microfoni dice: le gole restano chiuse. Non si è ancora spento l'eco della tragedia che un anno fa, era il 20 agosto, si verificò a Civita, nelle gole del Raganello, dove persero la vita 10 persone. Un mattino di sole, l'escursione, le nuvole, la pioggia, il torrente ingrossato e l'irreparabile. Poche ore che hanno cambiato il destino di famiglie dello stesso luogo, tra le mete più ambite dai turisti. Al momento il sito resta sotto sequestro, chiuso agli escursionisti. Al momento le gole sono ancora interdette, il sottoscritto è il custode delle gole. Noi stiamo facendo di tutto per rimpinguare i servizi di informazione, perché chiaramente 14 km di gole non si possono interdire completamente perché ci sono centinaia di accessi. Noi stiamo provvedendo a mettere più documentazione possibile per gli eventuali fruitori di messaggi di non ingresso nelle gole. Chiaramente questo è un lavoro che è sinergico, chiaramente su questo coinvolgeremo sia la Procura e sia gli enti preposti a far sì che per il controllo non possa essere soltanto il sindaco di una piccola comunità a gestirlo. Tra l'altro, quindi è un appello che lei sta facendo? No, ma abbiamo già nei giorni scorsi con la mia neogiunta e con il tecnico abbiamo predisposto una serie di iniziative da portare in autorizzazione ai vari enti per poter collaborare e coadiuvarci in questa operazione, che è un'operazione di controllo. A Cosenza adesso, perché la Camera di Commercio ha promosso un convegno per trattare gli argomenti relativi agli incubatori d'impresa e alle start-up. Incubatori d'impresa e start-up, questo è stato il tema di un convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Cosenza, partendo dalla considerazione che dopo anni di crisi è importante aumentare il numero delle imprese nel sistema paese. I relatori hanno illustrato le attività, le opportunità e l'importanza degli incubatori d'impresa. Ovviamente non esiste una ricetta, ma ci sono più strumenti che possono contribuire a questo. Il meccanismo dell'incubatore è una delle strategie che vengono utilizzate a livello territoriale. Si tratta cioè di creare dei luoghi che appunto servono per stimolare e favorire la nascita di nuove imprese, evitando che muoiano nella fase più delicata, cioè quella in cui nascono, e che è una fase in cui ci sono tantissime problematiche da affrontare di vario ordine e grado. Presente al tavolo dei relatori anche l'ingegnere Andrea Atanasio, responsabile di Tecnest, che oltre a relazionare sull'attività dell'incubatore d'impresa ha illustrato anche i lusinghieri risultati ottenuti. L'Università della Calabria è stata tra i precursori delle attività sull'innovazione e sul trasferimento tecnologico. Il mio ufficio, l'ufficio di cui sono responsabile, è nato nel 2000
3, quindi stiamo parlando di un'attività che va avanti ormai da oltre 15 anni. Abbiamo un incubatore dal 2010, quindi anche in questo caso stiamo parlando di 8-9 anni di attività. I risultati sono importanti, fortunatamente abbiamo un grosso numero di spin-off, un portafoglio brevetti di un certo rilievo e da un po' di tempo ci occupiamo anche di attività di public engagement e quindi di attività che coinvolgono a 360 gradi il territorio. Nel fare impresa il primo traguardo da superare è l'accesso al credito ed è qui che interviene il fondo di garanzia. Abbiamo procedure molto snelle, veloci, quindi massimo 8 giorni lavorativi, diamo una risposta sia alla banca che all'impresa. C'è tutto un processo valutativo che appunto l'impresa deve inviarci il business plan e i bilanci previsionali, quindi valutiamo le competenze dei soci o in caso di individuale del titolare firmatario, del mercato di riferimento, quindi quali sono i vari concorrenti. C'è una valutazione a 360 gradi che permette appunto di valutare il progetto e concedere la garanzia soprattutto ai soggetti che più meritano. Adesso parliamo del Comune di Cosenza e dell'Avis provinciale della Misericordia che realizzeranno una serie di screening oncologici nei quartieri periferici della città Abruzia. Nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzzi a Cosenza è stato presentato il progetto di screening oncologici nelle periferie, promosso dal Comune di Cosenza, dall'Avis provinciale e dalla Misericordia. Andiamo a portare la prevenzione nelle case delle persone che non hanno possibilità di sottoporsi agli screening. Abbiamo coinvolto i parroci perché il parroco è la persona che meglio di tutti può conoscere la realtà delle famiglie in modo da poter raggiungere proprio le persone effettivamente bisognose. Noi a dire il vero già abbiamo effettuato un primo step di screening oncologici con la collaborazione preziosa del dottor Milito presso le nostre sedi dislocate sul territorio, da cui è risultata importante proprio l'attività di screening per quanto riguarda la tempistica e l'importanza proprio di avere una diagnosi precoce. Abbiamo deciso di scendere sul territorio rivolgendo l'attenzione alle periferie e quindi ovviamente anche a quelle sacche di povertà che il territorio nasconde e a quelle popolazioni magari meno propense ad eseguire uno screening. Il progetto degli screening oncologici nelle periferie è un ulteriore tassello di un ampio progetto dell'amministrazione comunale, da sempre attenta alla salute e al benessere dei cittadini. Noi vogliamo che Cosenza diventi una città della prevenzione e del benessere. È risultato che la popolazione anziana è aumentata e quindi noi dobbiamo insistere e sollecitare per percorsi di inclusione dell'invecchiamento attivo. Gli screening saranno eseguiti per una domenica al mese a partire da domenica 14 luglio nei quartieri periferici della città, che saranno raggiunti da un ambulatorio mobile della Misericordia con a bordo medici e personale infermieristico. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Anticiclone africano in leggera ritirata a causa dell'azione di una vasta area depressionaria presente sull'Europa orientale, la quale causerà un debole peggioramento del tempo, con la possibilità di piovaschi sui versanti tirrenici e un abbassamento delle temperature che da giovedì rientreranno nelle medie del periodo dopo settimane di caldo più o meno intenso. Domani irregolarmente nuvoloso con possibilità di rovesci e temporali, in particolare su Piana Lametina, Vibonese e Reggino Tirrenico, con locali sconfinamenti anche su Reggino e Catanzarese Ionico. Interessati da rovesci e temporali soprattutto durante le ore centrali della giornata anche i monti dell'Orso Marso, la Valle del Crati, Sila Grande e Piccola e area urbana catanzarese. Temperatura in calo deciso ovunque nelle medie del periodo o poco al di sotto di esse. Domani mar Tirreno mosso, mar Ionio da mosso a poco mosso, venti da nord inizialmente moderati, tendenti a deboli sullo Ionio. Sul Tirreno invece venti inizialmente da nord-est deboli o al più moderati, che poi diverranno deboli di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.